Benvenuti, oggi è sabato 7 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:35 e tramonta alle 19:21. La luna si leva alle 10:32 e cala alle 21:13. Oggi si celebra Santa Regina di Alise. Il nome Regina deriva dall'antico germanico e significa persona perspicace. Il 7 settembre si celebra la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu. Istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è una testimonianza dell'interesse sempre crescente nei confronti della qualità dell'aria, a cui la nostra salute è strettamente correlata. L'inquinamento atmosferico, infatti, è stato associato a malattie cardiache e respiratorie, ictus, tumori, diabete e problemi neonatali. Cosa fare nel nostro piccolo? Preferire mezzi di trasporto pubblici o una camminata al posto di utilizzare la macchina anche per brevi tragitti. Passare alle energie rinnovabili quando è possibile, verificare la corretta installazione e manutenzione dei nostri impianti di riscaldamento. Sono 56 anni per Giovanni Toti. Politico e giornalista italiano, presidente della regione Liguria dal 11 giugno 2015 al 26 luglio 2024. Ex consigliere politico ed ex europarlamentare di Forza Italia. Da giugno ad agosto 2019 ne è stato anche coordinatore nazionale. Nel 2019 si è distaccato da Forza Italia e ha fondato Cambiamo. Nel 2022 confluito in Italia al Centro e successivamente in Noi Moderati. Compie invece 81 anni Gloria Gaynor, nome d'arte di Gloria Fowles, cantante statunitense, esponente di spicco della disco music e nota particolarmente per il brano I Will Survive, che ricevette il Grammy Award per la miglior canzone disco nel 1980 ed è stato inserito alla posizione 489 nella lista dei 500 migliori brani musicali secondo Rolling Stone. Infine, oggi compie 84 anni Dario Argento, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Noto a livello internazionale, è soprannominato Maestro del brivido per aver dedicato al cinema horror e thriller quasi tutta la sua produzione. Tra i suoi lavori più noti, la trilogia degli animali, composta da L'uccello dalle piume di cristallo, Il gatto a 9 code e 4 mosche di velluto grigio, e successivamente Profondo rosso. Fin dagli esordi, Argento trasfonde nelle sue opere le sue paure, concentrandosi sui meccanismi della suspense e del terrore, in particolare nei primi film, capostipiti del giallo all'italiana. A 2 anni dall'invenzione di Bird, che secondo la tesi comune segna l'inizio della televisione, il 7 settembre del 1927 l'inventore americano Philo Farnsworth costruisce il primo televisore elettronico della storia. Il prototipo prende vita nel suo laboratorio di San Francisco e appare rivoluzionario rispetto ai precedenti modelli, basati su un sistema meccanico, poiché sia l'apparecchio di ripresa delle immagini sia quello di trasmissione delle stesse sono dotati di un dispositivo elettronico. Il televisore di Farnsworth trasmette le immagini su una superficie sensibile attraverso un tubo a raggi catodici. Cosa hanno in comune i fulmini e le aurore polari? Entrambi possono esistere grazie alla presenza di plasma, uno stato gassoso che conduce elettricità. In particolare i fulmini sono tracce visibili di plasma create dalla scarica elettrica fra la nube temporalesca ed il suolo. Le aurore polari invece coinvolgono il plasma del Sole, che raggiungendo la Terra interagisce con l'atmosfera e crea spettacoli luminosi nelle regioni polari. E anche questa volta vi ho mostrato che anche la fisica ha il suo aspetto affascinante e romantico, e non credo che esista qualcuno che possa affermare che le aurore polari non lo siano. Buon weekend ai 12. Cosa annunciano le stelle per il weekend dei segni zodiacali per questa settimana? Scopriamolo insieme. Ariete.
La quadratura di Marte ai vostri gradi probabilmente non riesce a farvi passare un weekend del tutto spensierato e del tutto esente da impegni familiari che avete, eppure riuscirete a trovare il tempo per fare un po' di sport, per ballare, che è una cosa che vi piace tanto fare, soprattutto con amici, e soprattutto per avere lo spazio giusto per divertirsi, nonostante gli impegni che però riuscirete a fare quadrare. Toro. Un weekend pieno di relax e di grande affettività, anche se questo sabato sarete molto reclamati anche da esigenze familiari che hanno assolutamente bisogno della vostra presenza e del vostro consiglio. Saprete bene come distribuirvi l'amore, non vi manca. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede sempre lo scontro delle grandi ambizioni di Giove con Saturno e con le reali condizioni del Sole. Nulla però vi può fermare, la vostra idea sa perfettamente che troverà lo spazio giusto per potersi applicare quanto prima. È solo una questione di tempo e di tattica. Osservate soprattutto oggi, ascoltate le novità degli amici. Cancro, giornata decisamente interessante per voi oggi, perché Marte imperversa, un po' confuso con Nettuno, proprio perché ci sono tante direzioni emotive di energia che a volte sembrano altalenanti e sembrano destabilizzare pure voi, e siete lunatici per eccellenza, ma saprete andare dietro a tutte le scie emotive delle persone che amate in maniera assolutamente magistrale. Del resto, su questi mari siete navigatori perfetti. Leone, la giornata di oggi prevede una configurazione che vede protagonista Mercurio e la Luna. Oggi è una giornata di intuizione, oggi è una giornata di scatto, di presa di posizione fulminea ed immediata. Le vostre intuizioni oggi saranno chiare e chiarificatrici. Vergine, la configurazione di oggi prevede sempre l'incombere di Saturno sul vostro Sole, ma le cose stanno andando decisamente in maniera molto più fluida, anche perché Mercurio oggi è particolarmente intuitivo e lascia spazio anche ad una dimensione affettiva un po' ritrovata. Accompagnatevi con persone nuove e soprattutto guardatevi bene intorno. Ottimo periodo per i single, mentre invece chi già in coppia trova terreno solido per la costruzione degli affetti. Bilancia, una giornata oggi che prevede un doppio trigono della Luna nei vostri gradi con Giove e Marte. Una giornata che inizia bene e bella carica. Non vedete l'ora di completare alcuni progetti e soprattutto siete pieni di speranza. Questo weekend tutto da dedicare a relax e assolutamente in dolce compagnia. Scorpione, giornata decisamente molto interessante. Le configurazioni del cielo oggi tendono decisamente a farvi rendere conto della solidità di quanto i progetti in cui vi siete impelagati possano portarvi, ma soprattutto nulla vi vieta di sognare e anche di lucubrare sul futuro. Se avete trascurato un po' la parte sentimentale, è il caso di uscire a vedere gente. Il weekend si propone fioriero di incontri molto interessanti. Sagittario, una giornata oggi che prevede una serie di chiacchiere e di piacevoli conversazioni con amici che non vedevate da tempo. È proprio un periodo da dedicare al riposo. Ora che Marte non vi fa più la guerra, potete trarre il tempo per gli affetti e per i dialoghi che avevate sottratto alle vostre mission decisamente esistenziali. Questa è un ottimo weekend per ritrovare un affetto perduto. Capricorno, la configurazione del cielo di oggi per voi è molto importante, proprio perché la Luna vuole ricordarvi della vostra lungimiranza affettiva. In serata però la Luna sarà molto più clemente e voi sarete più morbidi e disposti anche a fare pace in maniera un po' più passionale. Acquario, giornata oggi che prevede lo spegnersi di un trigono della Luna, ma in maniera magistrale, proprio perché vi porta sia benefici di Giove che di Marte, regalandovi un'ispirazione decisamente notevole. Serata brillante se deciderete di essere seduttivi o di incontrare qualcuno per una cena romantica. Pesci, a proposito di romanticismo, nel vostro caso niente si può porre tra voi e i vostri affetti. Ora che weekend recupererete in ambito domestico e casalingo i vostri affetti, una nottata molto passionale, molto intensa, fatta di sogni e anche di progetti nuovi con il partner.
Il giorno dell'indipendenza del Brasile, comunemente chiamato 7 de Setembro. È una festa nazionale osservata in Brasile il 7 settembre di ogni anno. La data celebra la dichiarazione di indipendenza del Brasile dal Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve, avvenuta il 7 settembre 1822. Dall'indipendenza dal Portogallo e l'acquisita sovranità statale venne costruito l'impero del Brasile. La ricorrenza nazionale viene celebrata con parate militari, sfilate e discorsi pubblici. Oggi vi offriremo un prezioso consiglio che si applica anche a chi inizia a studiare la lingua inglese. Learn to walk before you run. Tradotto letteralmente significa impara a camminare prima di correre. Il messaggio è chiaro: quando si impara qualcosa di nuovo, come la lingua inglese nel nostro caso, è importante procedere per gradi, padroneggiando le basi prima di affrontare sfide più avanzate. If I'm hiding in the sleeves. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Poeta del XIX secolo, Giuseppe Gioacchino Belli sembrava avere una doppia personalità. Dopo un vantaggioso matrimonio con una ricca vedova, si dedica alla poesia e alla letteratura. La morte della moglie lo rende malinconico, ma i moti del 1848 lo spingono verso posizioni reazionarie. Nominato censore, diventa papalino zelante, condannando opere di Shakespeare, Rossini e Verdi. Tuttavia, il suo vero spirito si riflette nei 2000 sonetti romaneschi, in gran parte inediti, che ritraggono la Roma popolare. Questi sonetti, con spirito satirico e realismo crudo, raffigurano una società in declino morale e un mondo popolare pieno di miserie, ma vitale. Inizialmente Belli voleva mantenere segreta la sua produzione e nel testamento scrisse di bruciare le sue carte. Fortunatamente questo non accadde. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non c'è fedeltà che non tradisca almeno una volta, tranne quella di un cane. Ed oggi che è sabato, se avete un amico a quattro zampe, portatelo a fare un giro fuori porta. È weekend anche per lui. A domani. Buona giornata dalla vostra Martina.